Ciao ragazzi! Oggi sono in cima al Piz da Lec, sono salito con l'omonima ferrata, appunto via Ferrata Piz da Lec. L'ho fatta alla pigra se vogliamo, nel senso utilizzando gli impianti, ovvero da Corvaro ho preso la cabinovia Boé, sono salito più sopra, da lì la seggiovia Vallone, sono salito ulteriormente più sopra. Ora, dalla seggiovia Vallone, dall'arrivo a monte, l'attacco della via Ferrata si raggiunge in circa 10 minuti. Quindi una decina di minuti per raggiungere l'attacco, un'oretta scarsa di via Ferrata, questo ci ho messo, e un altro 10 minuti, quarto d'ora per raggiungere la cima del Piz da Lec che sta alle mie spalle con una croce di vetta. Devo dire, una ferrata bella, panoramica, molto aerea, ben attrezzata, è classificata come difficile, ma devo dire, sì, in effetti è ripida, ha dei tratti anche un pochino a sbalzo. Personalmente l'ho trovata meno impegnativa, per esempio, e anche più breve, per esempio, di una ferrata degli Alpini al Col dei Boss, per dire. Richiede comunque un po' di tecnica di arrampicata, un po' di forza di braccia, tutta l'attrezzatura necessaria e anche l'abitudine all'esposizione, perché sebbene ben attrezzata, comunque è abbastanza esposta. Devo anche dire che non ho trovato criticità particolari, nel senso che è tutta ben attrezzata davvero e i tratti non attrezzati non sono particolarmente esposti, rischiosi, franosi o friabili, per cui certo bisogna stare un pochino attenti arrivati qua in cresta e su qualche piccolo trasferimento, ma è davvero una ferrata molto godibile. Ora ve la presento passo passo, tratto per tratto, e poi sul finale facciamo un velocissimo appunto sul come è andata anche la discesa, per cui a tra pochissimo. Ragazzi, allora l'avvicinamento alla ferrata avviene tramite sentiero, ovviamente. Per non sbagliare mi sa hanno dipinto un po' di bollini, se non fosse chiaro. Dovrebbe essere circa un quarto d'ora di avvicinamento, adesso vediamo. Vedo là in fondo quello che potrebbe sembrare il punto d'attacco e poi si salirà. Allora ragazzi, lì è l'arrivo della seggiovia Vallone. Girando dalla seggiovia a sinistra si arriva a rifugio Costner, molto bello, punto panoramico splendido. Invece da lì, con una decina di minuti, una dozzina, si arriva qui all'attacco della ferrata Piz da Lec. Ora cercherò di spedire e proverò ad andare su. Allora, questo è l'attacco della via Ferrata che comincia abbastanza verticale, poi c'è un piccolo traverso. Ma i primi appoggi sono un po' unti, diciamo che più che unti sono moderatamente levigati, però si sale benino, dai. La roccia ha un suo livello di abrosività, per cui anche dove è usurata comunque abbastanza grip, insomma.
Abbastanza impressionante questo canale, più che altro questo invaso roccioso. Dunque, dopo il primo strappetto e un primo traverso, adesso riprende abbastanza ripida. Ecco, la roccia non è unta, però caspita, gli appoggi sono arrotondati. Piccolo quasi camino. Appoggi, come detto, usurati, però con discreta grip. Un po' di tecnica di opposizione per i passaggi questi qui, altrimenti richiederebbero un po' troppa forza di braccia. Comunque un bel tracciato, tutto ben attrezzato. Diciamo, il fatto che la roccia sia abrasiva aiuta. Salve, scusate, grazie. Ovviamente gli appigli si conservano meglio degli appoggi in tutto ciò, però un altro strappetto. Qua conviene forse passare un pochino più esterni, così facendo si evita lo strapiombo. Ma ragazzi, come vedete, la ferrata è ripida, fino a qua attrezzata benissimo, tracciato molto bello, lì va via con traverso molto panoramico. Continuiamo. Ecco, adesso siamo su questo piccolo traverso. Qualche passaggio butta un po' in fuori, però non è che, ma da lì a dire che è atletico è un po' tanta roba, però sicuramente, ah che bello, splendido il tracciato. Ma su questo traverso praticamente si cammina con un po' di climbing zone, non è difficoltoso, bisogna cercare un pochino l'aderenza, di tanto in tanto sono degli appoggi per riposare, ma molto bello, molto panoramico. Come vedete la ferrata sale tutta piuttosto ripida. Ora qui sale ulteriormente, vediamo. Allora, come sempre, anche qui conviene anticipare i passaggi di moschettone. Qui tirare un po' di vento. Ragazzi, se siete dei fan dei selfie da ferrato, delle foto su ferrate, questa ferrata ne ha come punti ispirazione, ne ha parecchi. Ora risale un po' più ripida. Ecco, dopo quella piccola nicchia, la ferrata risale nuovamente ripida. C'è qualche passaggio che sembra un po' più a sbalzo. Adesso vediamo. I fittoni sono davvero tanti. Dunque ragazzi, dopo essere venuti su attraverso dei tratti talvolta abbastanza sbalzo, si completa questa parte e si arriva al tipico tratto ferrato che è abbastanza caratteristico, che sono queste due lunghe scale per arrivare intanto fin su. Adesso vedremo. Sì, più o meno si cammina tutto fino all'attacco delle scale,
con attenzione. Allora, qui la corda, il cavo finisce e sempre con attenzione, perché comunque c'è un po' di disposizione a destra e a sinistra, si raggiunge seguendo i bollini le scale, si raggiungono quelle. Ecco, dopo quella traversatina di cresta in buona parte attrezzata, lì il cavo termina, si fa ancora un tornantino sul sentiero e si va a prendere, qui anche accompagnati dal cavo, si vanno a prendere queste scale. Una molto lunga e poi ce ne sarà un'altra. Ma allora le scale sembrano delle scale quasi impiantistiche, non sono verticali, non sono a sbalzo, c'è il cavo comodamente a lato, prima rampa fatta, gli appigli, come dicevo, anche se consumati, sono comunque buoni, non sono unti più di tanto. Certamente diciamo che la roccia abrasiva aiuta un po'. Ma vedo persone in cresta lì, fa pensare di non essere molto distante, ma comunque i fittoni sono davvero tanti. Allora, l'uscita da questa scala viene descritta un po' come atletica, in effetti ci sono delle staffe che buttano un po' in fuori, vediamo. Anche qui chiaramente il passaggio del moschettone un po' una briga. Ah, c'è uno staff anche qua, comodissimo. Ok, ancora un trattino un po' in fessura forse. C'è un altro trasferimento a un altro tratto attrezzato, potrebbe essere l'ultimo. Ecco, come dicevo, questo è l'arrivo di uno dei tratti più ripidi. Poi c'è questa specie di terrazzino sentiero e lì riprende un altro tratto ormai più rilassato in realtà, e la cima non dovrebbe essere distante, per cui se volete qui riposarvi ce n'è tranquillamente, ci sono massi, si può prendere il fiato, mangiare qualcosa, fare una pausa. Il paesaggio è strepitoso. Oggi la giornata non premia particolarmente, però bello, splendido. E si va su. Ecco, qui è un camminare ormai su sentiero tutto tra bollini e ometti. Ragazzi, il meteo oggi non è il massimo, però guardate cos'è il Piz Boé con la capanna di Fassa lì, stupendo, basta qualche raggio di sole, fantastico. Qui oramai è una camminatina molto leggera, lì vedo delle persone in sommità, per cui tutto ben segnato, è un sentierino a zigzag. Quasi in vetta. Ecco ragazzi, comincia a vedersi la croce di vetta.
omini direi visibilissimi. Allora ragazzi, dalla cima si ritorna su questo sentiero. Ora la discesa, come vedete già qualcuno è impegnato sul versante detritico, sarà questione di scendere su di un sentiero. Lì vedo dei bollini, per cui... Ma ragazzi, come si vede, il sentiero, l'attacco del sentiero è abbastanza più in basso, quindi l'inizio del sentiero è abbastanza scosceso. Ragazzi, discesa su ghiaione molto standard, molto semplice finora. Procediamo, ma con un po' di più contrasti. Anche questi canalini sono molto belli, sarebbero un po' infuocati dal sole, purtroppo sono un po' nell'ombra, ma vabbè. Il canalino, diciamo, ho letto che è considerato franoso. Sì, beh, in effetti c'è del materiale sciolto, però si procede bene e non è neanche troppo ripido. Il sentiero è stramarcato e strapercorribile. Ragazzi, allora, venuti giù da questo versante qua, che sembra molto roccioso, lo è di fatto, però si cammina sempre su ghiaie, ci sono pochissimi saltini di roccia, devo dire. Il sentiero è sempre ben segnato con omini e bollini. Si giunge qui e qui c'è un salto di roccia con del cavo, ragion per cui conviene comunque tenere caschetto in brago su con una longe da ferrata per farlo assicurati. C'è anche qualche staffa. Il fondo comunque è molto scalettato. Ah, ecco, c'è anche un sentierino leggermente esposto che va via un po' di traverso. Bisogna portarsi sotto parete, ecco ragazzi, anche quello ancora qualche metro di cavo, ma vabbè, qua è più perché comunque un po' di esposizione c'è anche un po' di materiale detritico. Magari per tenersi su questi piccoli salti di roccia. Caschetto è sempre prudente averlo, anche perché comunque, anche non dovessero cascare, ovviamente si spera, sassi spontaneamente, ci sono persone che comunque percorrono il tracciato, per cui potrebbero muoverne involontariamente, ovviamente. Ecco qua, un cavo un po' lasco nel mezzo di questo specie di colatoio canalino. Finito anche praticamente il rientro, ora sto concludendo quello che era l'anello per rientrare alla Seggiovia Vallon, ma tutto quasi ultimato. Ragazzi, eccomi qua, ho terminato anche questa via ferrata, abbastanza breve, diciamo un circuito da mezza giornata, anche meno se vogliamo.
E poi nella descrizione sotto lascerò i tempi e alcune annotazioni. Un'unica cosa è di prestare attenzione alla discesa, perché è comunque abbastanza ripida, friabile, è comunque su un ghiaione, ci sono delle roccette e c'è un ulteriore tratto attrezzato anche in discesa, dove si può anche involontariamente lasciare cadere masse su chi lo sta percorrendo più in basso, per cui suggerirei di tenere caschetto e il set completo da ferrata comunque ancora addosso, anche in fase di discesa. Per il resto veramente una ferrata godibilissima. Noi ragazzi con questo abbiamo chiuso anche per questo itinerario, speriamo vi sia piaciuto. Se sì, magari lasciate un commento, metteteci un mi piace, iscrivetevi al canale se non lo siete già, e noi con questo vi diamo appuntamento al nostro prossimo video insieme a noi. Ciao, buona montagna!